in Italia? Io sono curiosa di sapere la tua vita. No, non sono nato in Italia, sono nato in Nigeria, però sono giunto in Italia che avevo circa 7-8 mesi. I miei genitori già vivevano in Italia, essendo il primogenito, mia madre necessitava di una mano concreta e quindi tornò da sua madre in Africa per partorire. Al di là, diciamo, non parlo tanto di me perché, diciamo, in questa tematica qua la mia vita non è tanto rilevante e innanzitutto devo fare i miei complimenti ed apprezzare il lavoro svolto dal mio predecessore e sicuramente sono bellissime cose, perché guardate, aiutare qualcuno non è mai semplice. Ci vuole costanza, ci vuole tantissimo spirito di abnegazione e ci vuole quella purezza d'animo, quella forza caratteriale che ti permette di continuare a dare perché sai ab origine che difficilmente riceverai qualcosa in cambio. Anche la gratitudine, spesso alle volte, anche la gratitudine, ed è paradossale, perciò io ammiro tantissimo le persone e mi sento di insultare le persone tipo il ministro Di Maio quando coniò la frase del taxi del mare. Il taxi del mare non è altro che la criminalizzazione delle organizzazioni non governative, cioè gente disposta a sacrificare il proprio tempo della propria esistenza per delle altre persone. Poi c'è qualcosa di molto importante che la collega prima ha detto che effettivamente vivere in uno stato dove la popolazione indigena dice tecnicamente soltanto un pazzo vorrebbe rimanere qui. E la stessa esperienza, io pur se cresciuto, ho fatto dall'asilo fino all'università in Italia, fino allo svolgimento della mia professione, pur se cresciuto in questa nazione che è casa mia, perché io non sono un soggetto da integrare nel tessuto sociale italiano, perché nasco cittadino italiano. C'è una cosa importante, 2 anni fa, prima che morisse mia madre, volli andare in Africa anche per curiosità, per capire lei da dove viene e che cos'è quel mondo lì. E quello che ho trovato mi ha lasciato letteralmente sconvolto. Pensate, vi racconto questa, che giungo all'aeroporto di Lagos, Nigeria, e mentre stavamo lì al controllo dei passaporti, praticamente un omologo della nostra Guardia di Finanza mi guarda, capisce già che io sono straniero, perché pur essendo terra dei miei genitori, io ero letteralmente uno straniero. Capisce già, mi guarda e mi dice: "Hey my friend, make me smile", fammi sorridere. E io ho detto: "C'ho la faccia da circo io, cosa ti devo far sorridere?" E ho visto un americano di origine africana che dentro il passaporto gli piazzava $50. E ho capito che make me smile voleva dire: o mi molli qualcosa oppure tu passi un brutto quarto d'ora. E io ho dovuto fare lo stesso e poi, uscendo mio malgrado, ho dovuto fare lo stesso e uscendo lì fuori ho capito la realtà com'è. Immaginate di vivere in una società senza diritti, dove ci sono alcuni cittadini autoctoni che arrivano ai 60 anni senza aver mai avuto una carta d'identità. Il loro metro di riconoscimento, di identificazione, il documento di identificazione è la tessera elettorale, non la carta d'identità, né la patente come succede magari in America, ma la tessera elettorale. Ora immaginate che un qualsiasi poliziotto, un militare, per un controllo ordinario con la macchina vi ferma e se voi non date la famosa mazzetta vi può imprigionare.
vi può vessare, vi può anche uccidere. Immaginate che vostra moglie cammina per strada e viene palpeggiata da un pubblico ufficiale, viene molestata, oppure figlie che vengono stuprate, senza tutto ciò alla luce del giorno, senza che nessuno possa opporre resistenza, che vi possano tenere in cella per giorni e giorni senza l'autorizzazione di un pubblico ministero. Signori, è l'inferno. Quando mi chiedono ma perché scappano questi ragazzi, aveva ragione la collega, perché scappano? Perché paradossalmente vivere in uno Stato che non è di diritto, dove il diritto non sanno neanche che cos'è, vuol dire morire, vivere costantemente in uno stato di guerra. E paradossalmente attraversare il deserto, morire nel deserto, morire in mare, rappresenta la libertà. È libertà. Perché quando non c'è un'alternativa alla sopravvivenza, morire diventa piacevole. Quindi questo cerco di spiegare alle persone, perché non è facile. Queste persone, noi non sappiamo, viviamo in uno Stato di diritto, non sappiamo quanto è bella la democrazia, non ci rendiamo, almeno le diamo per scontate queste cose qua, non ci rendiamo conto di cosa vuol dire vivere in uno Stato in pace. Non sappiamo che cosa vuol dire vivere in uno Stato in pace. È fondamentale, così come è fondamentale che questa è la mia proprietà, io la difendo e se qualcuno va a oltraggiare la mia proprietà mi rivolgo alla magistratura. Pensate che in Italia esiste un istituto aurico che si chiama patrocinio a spese dello Stato. Se io sono una persona non abbiente, pur di far valere i miei diritti davanti al tribunale, mi posso rivolgere ad un avvocato che per me eserciterà con il patrocinio a spese dello Stato. Vuol dire che l'accesso alla giustizia è garantito a tutti, erga omnes. E invece in quegli stati lì, tu vai davanti al tribunale soltanto se hai soldi. Se non hai soldi, i tuoi diritti possono essere calpestati. I tuoi diritti possono essere annientati, la tua identità può essere discriminata oppure può essere seppellita, non gliene frega niente a nessuno. Dobbiamo ricordarci che viviamo in una grandissima democrazia, abbiamo il dovere di preservare questa democrazia, abbiamo il dovere di migliorare questa democrazia ed è fondamentale. Poi, detto ciò, tornando in merito alla questione per cui oggi al tema del mio intervento, dello ius soli, ius sanguinis e infine lo ius culturae, in Italia in sostanza vige già una sorta di ius soli, una forma molto blanda di ius soli. E vi spiego perché l'attuale legislazione, che è una legislazione una norma del 92, la 91 del 92, praticamente dice tu sei cittadino italiano se i tuoi genitori sono italiani oppure se sei nato sul suolo della Repubblica e ci hai soggiornato legalmente fino al compimento del 18° anno di età e dal 18° al 19° anno di età dovresti presentare un'istanza per optare per la cittadinanza italiana e quindi non come qualcuno sostiene di naturalizzarsi cittadini italiani, ma è un'opzione, scegliere se rimanere con la cittadinanza dei tuoi genitori oppure dichiararti effettivamente un cittadino italiano. Ora, che cosa è successo? Perché si è tanto parlato in questi anni di ius soli, ius sanguinis? Perché nel 92 il fenomeno migratorio non era così consistente, non era così rilevante, quindi non c'erano tutti questi problemi. I problemi sono nati successivamente perché la norma diceva il cittadino che nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente. Questo legalmente portava dei grossi conflitti sia in sede burocratica che giurisprudenziale, perché se i miei genitori, esempio, io sono nato in Italia,
cresco in Italia, la società italiana mi obbliga ad andare a scuola, alle scuole dell'obbligo, altrimenti pena la decadenza della responsabilità genitoriale dei miei genitori. Ora, se i miei genitori invece all'inizio hanno avuto un permesso di soggiorno e poi ne hanno perso il diritto per un qualsiasi motivo, perché non hanno potuto più rinnovarlo con il contratto di lavoro, hanno perso il lavoro e qualsiasi cosa, ma tuttavia io sono continuato a stare sul territorio nazionale e ci ho risieduto fino alla maggiore età. Le amministrazioni che cosa facevano? Dicevano: ah, ma tu non hai avuto il permesso di soggiorno tutto questo tempo, quindi io la cittadinanza italiana non te la riconosco. Burocraticamente potrebbe non fare una piega, però il punto è questo qua. Immaginate un ragazzo nato e cresciuto, oppure che ci è arrivato in Italia prima del 14° anno di età, perché sappiamo benissimo che il 14° anno è l'età in cui un soggetto può essere imputabile. Vuol dire che ha maturato quella capacità di discernimento tale per cui può affrontare un giudizio. Ora, questo ragazzo, figlio di stranieri, che è nato, che arriva prima del 14° anno di età, che ha fatto asilo, elementari, medie, possiamo svegliarci una mattina e dire: ah, vogliamo elargire fondi per le politiche di integrazione, di inclusione, ma vi pare che un soggetto del genere, che parla come i nostri figli, che tifa la nazionale di calcio, che mangia gli spaghetti come i nostri figli, possa essere considerato un cittadino straniero? A livello identitario non lo è, perché nasce all'interno del nucleo predominante italiano. Non puoi dire ad un ragazzino che è cresciuto e ha vissuto tutta la sua vita in Italia, dire: ah, ma come ti sei integrato bene? Non si è integrato. Non c'era da integrarsi, perché la parola integrazione vuol dire uniformare un nucleo, un corpo esterno ad un nucleo predominante. Ma se quella persona a livello identitario nasce all'interno del nucleo predominante, non è da integrare. Non è assolutamente da integrare. Quindi quello che è successo durante gli anni è dire: non ti arrivi a 18 anni, non ti diamo la cittadinanza italiana. E per la legge italiana e per il testo unico per l'immigrazione, al 18° anno o sei cittadino italiano oppure sei un cittadino straniero, e in quanto cittadino straniero devi avere un permesso di soggiorno. E vi dico una cosa, paradossalmente, che questi ragazzi, quando maturano il 18° anno di età, hanno sì i requisiti del cittadino italiano, ma non hanno i requisiti per il permesso di soggiorno, perché il permesso di soggiorno vuol dire che dovresti presentare un contratto di lavoro. E ditemi, quanti dei vostri figli a 18 anni hanno un contratto di lavoro? Quasi nessuno. E la stessa cosa succede per coloro che non sono nati, ma che sono arrivati piccolissimi. La legislazione attuale dice che quando vai a fare la richiesta della cittadinanza italiana devi presentare 3 anni di CUD consecutivi. Ditemi quale dei vostri figli, io lo chiamo inquinamento burocratico, quale dei vostri figli a 18 anni o a 19 anni ha 3 CUD consecutivi? E qualcuno, quando ho portato questa relazione al Senato, qualcuno mi ha detto: vabbè, ma si può integrare con il reddito, si potrebbe integrare col reddito dei suoi genitori. Ok. E se i miei genitori sono clandestini? Se sono clandestini non c'hanno un permesso di soggiorno. Se avessero avuto un lavoro avrebbe avuto un permesso di soggiorno. E quindi il fatto di avere burocraticamente un permesso di soggiorno o un contratto di lavoro può incidere sulla mia identità di cittadino italiano, se sono cresciuto e ho sempre vissuto sul territorio nazionale. Addirittura in questi giorni al Senato e alla Camera si sta discutendo del reato dell'omicidio dell'identità.
L'omicidio dell'identità, come voi ben sapete, come avrete avuto modo di apprendere dalle cronache, si riferisce a quei gesti di quei criminali amorosi che vengono lasciati dalle fidanzate e versano l'acido sul volto dei propri ex. Ma quello riguarda qualcosa di estetico, non riguarda un fattore culturale, non riguarda un fattore identitario che sta all'interno di un essere umano. Lì è soltanto il volto che si sfigura, ma qui stiamo parlando della dignità, dell'identità di una persona che è cresciuta qui, che non conosce altri mondi, perché questi ragazzi non sono mai stati nel paese dei loro genitori. E paradossalmente, se tu dovessi espellere uno di questi, si ritroverebbe straniero in una terra dei suoi genitori, di cui non conosce la lingua, di cui non conosce neanche il cibo, e quindi sarebbe una delle più grandi violazioni dei diritti umani. Quindi, visto che il vigente ius sanguinis e il tanto desiderato ius soli ha portato delle faide ideologiche e politiche da circa 15-20 anni in qua in Italia, io ho ritenuto che, come si fa in politica solitamente, trovare una via di mezzo, una linea mediana che possa badare all'oggettività ai fini di non discriminare, di non ledere la dignità di colui che è nato o cresciuto in Italia e che si sente cittadino italiano, anzi non che si sente cittadino italiano, ma che è di fatto un cittadino italiano. Ho detto, se questa persona compie 2 cicli scolastici consecutivi, elementari, medie, al 14° anno di età gli deve essere riconosciuta la cittadinanza italiana, ma non per discrezionalità della pubblica amministrazione, ma perché quello è cittadino italiano. Altrimenti che cosa facciamo in Italia? Investiamo su questi ragazzi, gli diciamo che tu hai l'obbligo di andare a scuola, li formiamo, paghiamo gli insegnanti e tutto, e poi avviene l'aborto di questi ragazzi. Il negare l'identità a questi ragazzi è come se una madre dalla mattina alla sera prende suo figlio e lo butta via dal balcone. È qualcosa di aberrante. E quindi ciò che io ho chiesto, ho detto, una linea mediana è questa qua, è oggettivo, parla italiano come me, ha la mia stessa cultura e soprattutto la mia stessa lingua, la mia stessa forma idiomatica nel rappresentare fedelmente il mio pensiero in una determinata lingua, l'italiano. E quindi mi fa molto piacere che in questi giorni la neo ministra per le politiche della famiglia Elena Bonetti abbia ritenuto meritevole, perché io quando presentai al Senato, era febbraio 2014, presentai la memoria in audizione alla Commissione straordinaria per i diritti umani, subito fu trasmesso alla Camera, la Camera dopo qualche mese l'aveva anche già approvata e trasmessa poi al Senato, dove si è arenato tutto perché si è fatto il terribile errore di fare una fusione immigrazione-cittadinanza italiana, che è qualcosa di altamente stupido. Stupido perché? Perché se stiamo parlando di cittadini italiani, vuol dire che sono gente che sono cresciuti qua, che sono sempre stati qua, che sono nati qua, che non vengono da nessuna parte. Quindi perché fonderli con la materia dell'immigrazione? Non c'entrano nulla con l'immigrazione queste persone qua, perché non vengono da nessuna parte. A meno che non mi si vuole dire che l'Italia è uno stato in guerra e quindi uno di questi ragazzi può addirittura azzardare di chiedere la protezione internazionale, cosa che sarebbe veramente paradossale e folle. E quindi questa è la linea mediana che ho proposto e mi fa piacere che ultimamente ne stanno discutendo e spero prima possibile che venga approvata. Grazie.
Grazie Hilary.